Open Day ieri sera al Liceo Classico Empedocle, diretto dalla professoressa Anna Maria Sermenghi, una serata che ha coinciso con la Notte dei Licei, un evento promosso dalla Rete Nazionale dei Classici d'Italia e che segue la Notte Nazionale del Liceo Classico con l'apertura dell'istituto fino alla mezzanotte. La serata di ieri è destinata ai ragazzi delle terze medie che devono scegliere il nuovo indirizzo di studi superiore, è servita a conoscere la scuola, il personale docente, visitare i tanti laboratori didattici curati dagli stessi alunni che già lo frequentano sotto la guida dei propri docenti, le offerte formative, i programmi e le materie di studio. L'Open Day da qualche anno noi lo celebriamo insieme alla Notte Nazionale dei Licei Classici che si celebra da 5 anni, da quando è stata istituita la Rete Nazionale dei Licei. Ed è una grande emozione pensare in questo momento di essere in sintonia con circa altre 300 scuole che in questo momento stanno proprio rappresentando il loro modo di intendere la scuola, di proporre l'offerta formativa e soprattutto di illustrare un messaggio fondamentale, quanto la cultura e l'istruzione classica siano fondamentali rispetto alla formazione e alla cultura del nostro tempo. Licei aperti, Notte dei Licei, Open Day per illustrare l'offerta formativa a chi vuole iniziare il corso di studi verso il liceo classico. Ecco, una delle motivazioni che lei consiglia a chi si vuole iscrivere per il primo anno? Sicuramente anche il Dipartimento di Lingue e Civiltà Straniere si poggia assolutamente su una base solida che sono i classici, ma dando un'apertura più internazionale, dando un'opportunità in più ai ragazzi che si vogliono ad esempio iscrivere alla sezione Cambridge. Dall'anno scorso il Liceo Classico Empedocle è Cambridge International School e qua accanto a me c'è uno studente che può ancora meglio di me esprimere la sua opinione dopo già alcuni mesi passati sui banchi di scuola, ma questa volta con uno studio diverso, con dei libri diversi e con la presenza anche in aula di docenti di madrelingua, quindi our language assistance, sia in matematica che anche in lingua inglese, che non studiamo come una lingua straniera ma come una seconda lingua, English as a second language, che fa la differenza nello studio, nel curriculum e negli obiettivi, ma anche nella metodologia di studio e nelle strategie. Cosa ti ha spinto a frequentare il liceo classico e poi a frequentare il Cambridge? Cosa rappresenta per te e cosa consiglieresti ai tuoi amici? Una cosa che mi ha soprattutto spinto è stato proprio il mio professore di inglese. La mia professoressa di inglese, il complesso del mio studio. Io ho una veramente passione veramente grande per l'inglese, io lo amo, una cosa, un pregio della nostra classe sono proprio i nostri professori, che sono vivacissimi, interagiscono con noi tutti i giorni. Noi siamo emozionati come ogni anno perché, come vedete, c'è sempre un gran successo, gli studenti dalle scuole medie ci vengono a visitare per scoprire i nostri workshop, i nostri laboratori. Penso che sia andata proprio bene, certo vedremo poi i numeri, però la nostra è una grande famiglia, quindi siamo aperti ad accogliere tutti i ragazzi che vorranno far parte della nostra scuola con il potenziamento di inglese, il Cambridge International School, o col potenziamento di matematica, con il corso tradizionale del liceo classico. Siamo in grado, è l'unica stele, che è l'unico testo che ci è pervenuto dall'antica Grecia, che presenta anche delle note che i musicologi, in particolare Paolo Emilio Carapezza dell'Università di Palermo, ha ricostruito, e quindi siamo in grado oggi di cantare, di eseguire questa melodia antica di questa stele con l'accompagnamento degli strumenti, chitarre che in qualche modo riprendono le antiche cetre greche, e con gli auloi, e quindi il flauto che riprende l'antico strumento greco. Stiamo facendo la rappresentazione della canzone che è iscritta nella colonna della Stella di Sigillo. Perché consigliare di iscriversi al classico, tu che già lo frequenti? Perché il classico ti dà varie opportunità, ti insegna il metodo di studio e ti apre la mente.